Banchi vuoti ma segnati, le parole scolpite non fanno certamente onore all'istituzione che Aula Sollano rappresenta. Aula deserta, almeno in avvio, le videodenunce della pentastellata Marcella Carlisi. Sinceramente sono un po' infastidita di questo modo di fare, nel senso che attualmente sono presenti soltanto degli atti miei, quindi non so se è per questo motivo che in pratica la seduta non si sta tenendo. Poi ecco un saluto veloce del consigliere Pietro Vitellaro. Saluti a tutti. Via via le presenze timidamente aumentano, ma non viene superato il numero di 8 consiglieri, così niente seduta e tutti a casa. Si ripartirà il 2 luglio, quasi certamente all'ordine del giorno il consuntivo 2016. E intanto nella seduta di lunedì il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato una proposta avanzata dalla Quinta Commissione, la quale ha elaborato un regolamento per la creazione di una consulta del turismo destinata a sostituire quella delle strutture ricettive, attivata con ordinanza sindacale circa un anno fa, subito dopo l'istituzione dell'imposta di soggiorno. L'organismo esistente, secondo il presidente della commissione Pasquale Spataro, non poteva che ratificare le scelte già fatte dal primo cittadino. Quella appena concepita si candida invece ad essere una sorta di commissione di controllo e di indirizzo per monitorare gli incassi e indirizzare la spesa. La nuova consulta sarà composta da 15 componenti che verranno nominati dalle singole associazioni di categoria, le quali avranno la possibilità anche di convocarla. Non solo, nella nuova struttura saranno presenti anche i consiglieri comunali per tramite i presidenti delle commissioni competenti. Elaborati anche alcuni emendamenti al regolamento dell'imposta, uno dei quali riguarda la destinazione di un 10% di quanto incassato alle stesse strutture ricettive per indennizzarle del lavoro di gestione che il recupero delle somme comporta, anche se gli albergatori dovrebbero utilizzarlo solo per migliorare le strutture e le aree pertinenti previo via libera del Comune. Inoltre è all'esame, conclude Spataro, la possibilità di modificare gli importi versati dai 3 e 4 stelle, tutto su proposta degli stessi operatori.